Scuola Normale Superiore di Pisa e l'École Normale Supérieure di Paris, e dettagliano Vistolfis Guido Castelnuovo prolegomeni alla sua epistemologia. Bene, prima di tutto vorrei ringraziare calorosamente gli organizzatori del convegno, in particolare il Presidente Danieli, i professori Ciliberto e Arbarello. Secondo punto... Vera, sì. Secondo punto, vi chiedo di scusarmi per almeno 3 motivi. Il primo, che sono francese e parlo italiano e non inglese. Il secondo, che il mio italiano è lontano di essere perfetto. E il terzo punto è che non sono matematico, ma sono filosofo. Ricorderò che Castelnuovo è l'autore di solo 3 libri: le lezioni di geometria analitica, pubblicati nel 1902, il calcolo delle probabilità del 1918, dopo c'è stata una seconda edizione, il 25 1928, ed il terzo libro è Spazio e Tempo secondo le vedute di Albert Einstein, da Zenichele nel 1923. E questo libro, e devo indicare subito che è introvabile, una cosa strana, introvabile è un indice poco incoraggiante, nel senso che non esiste nella scuola normale di Pisa, non esiste nella scuola normale di Parigi, non esiste in nessuna biblioteca francese. È strano, perché ha avuto una riedizione nell'83 dal Bernardini, con la prefazione di Bernardini, però questo libro molto importante non lo troviamo. D'altra parte ci sono diversi articoli vari pubblicati da lui. C'è in particolare il principio di relatività e i fenomeni ipotici nella rivista Scientia del 1911. Ricordo che la rivista Scientia è stata fondata da Enriquez. L'evoluzione delle misure dello spazio e del tempo, che sono nati da un congresso della Società Italiana per il Progresso delle Scienze nel 1911. Sulla teoria della relatività, sunto di 2 conferenze pubblicate dall'Elettronica nel 1922. L'espace-temps des relativistes a-t-il un contenu réel? Una vera domanda filosofica. Questo sempre nella rivista Scientia nel 1923, stessa data del Spazio e Tempo. E ricordo anche che all'epoca su Scientia si pubblicava anche in francese, e che il legame, abbiamo visto, il legame tra Voltaire e la Francia era molto importante, ma è anche importantissimo per Enriquez, che noi diciamo che l'opera filosofica di Enriquez ne fa un autore francese, perché ci sono molti testi pubblicati e tradotti in francese, e dopo Castelnuovo chiaramente. E c'è finalmente Forma e dimensioni dell'universo, rivista Scientia nel 1931. Allora, se sin dal 1912 l'influente Tullio Levi-Civita si era, per così dire, convertito alle nuove idee relativistiche, dopo un inizio non certo favorevole ad esse, che aveva addirittura definito un baraccamento provvisorio, lo cito, trascinando quindi con sé grande parte dell'ambiente fisico-matematico italiano, come spesso succede, fu proprio solo in quegli anni che comparvero in Italia i primi libri che esponevano i principi relativistici. Roberto Marcolongo, Relatività, Messina, che esce nel 1921, Guido Castelnuovo, Spazio e Tempo, del 23, mentre è del 24, dunque le date sono molto legate, il testo di Paolo Straneo, Teoria della relatività, saggio di un'esposizione secondo il senso fisico, pubblicato a Roma.
E solo il ricordo di giovinezza, Carlo Bernardini dichiara: mio padre fu generoso e mi aiutò molto un lontano parente, Mario Pascal, il meccanico razionale figlio di Ernesto, che mi dava notizie bibliografiche degli autori di quei testi sacri. Ero ignorante, ma lettore instancabile. Tra i tanti trovai 2 libri che mi incuriosirono molto: Una relatività di Guido Castelnuovo, pubblicato da Zanichelli nel 1922-23, dalla quale molti anni dopo ebbi l'onore di scrivere una breve presentazione su richiesta dell'Enriquez per la ristampa anastatica del 1983. È un saggio, Espace courbe, critique de la relativité di Cesare Buraliforti e Tommaso Boggio, pubblicato dall'editore Andrea Vigliongo di Torino nel 1924, forse meglio conosciuto come Stelle. È particolarmente notevole che il Bernardini si sia trovato confrontato a 2 testi antagonistici, riassumendo la situazione italiana all'epoca. Da una parte quello di Castelnuovo, considerato come un testo di alta divulgazione, e dall'altra quell'altro una sorta di prefazione generale che appariva come un velenoso libello contro le idee di Albert Einstein. Lo sforzo divulgativo di Castelnuovo era quanto di meglio si potesse produrre all'epoca, buone anche molto dopo, quando ne uscì la statica. Ma anche di Buraliforti e Boggio non si poteva parlare male. Al primo resta intestata nella storia della logica un'importante antinomia. Al secondo si può riconoscere di essere stato un meccanico razionale di valore, quando i meccanici razionali avevano, a differenza dei loro eredi attuali, ruoli di primo piano nell'Accademia italiana. Quindi i contenuti dei 2 libri dovevano, secondo Bernardini, essere anche segni di un contrasto della comunità scientifica dell'epoca. Lo cito: mi incuriosì e mi misi a leggere, archiviando la cosa nella mia testa per più di 50 anni. La linea di confine su cui matematici e fisici allora si separavano era la materia. La materia è in qualche modo lontana dal rigore delle strutture simboliche e sporca. Citato. Lo spazio la contiene, il tempo la accompagna, ma sono contenitori e marcatori puliti, immateriali, estranei al loro contenuto. Forse qualunque scienziato dell'Ottocento avrebbe pensato che, seppure la materia avesse raggiunto le sue forme più povere e degradate, lo spazio e il tempo avrebbero conservato immutate le loro proprietà. Spazio e tempo assoluti. Euclide, come il loro modello più semplice e intuitivo, buono per ogni punto nel quale ci sia un osservatore. Ed ecco che in questo bastione delle certezze, confortate dal senso comune, arriva questo ebreo tedesco, Einstein, che pretende che la materia sia misura di tutte le cose, una novità straordinaria per Guido Castelnuovo, un errore per Cesare Buraliforti e Tommaso Boggio. Castelnuovo non ha ripugnanza per i corpi materiali. Il suo libro prende le mosse da Galilei anche per rivendicare a lui, giustamente, il doppio ruolo sia di padre della relatività, detta speciale, già chiaramente prefigurata nel celebre discorso delle navi del dialogo sopra i 2 massimi sistemi del mondo, che quello di padre della relatività generale con l'enunciato del principio di equivalenza, almeno per il moto dei gravi in prossimità della superficie terrestre, indipendenza della massa, dell'accelerazione di caduta, esperimento leggendario della torre di Pisa. Castelnuovo appare entusiasta delle nuove idee con cui Einstein abbraccia tutta la fisica conosciuta fino ai confini segnati dalla velocità della luce e dall'immensità del cosmo.
Non è certo il ricorso a geometrie non euclide a metterlo in imbarazzo, anzi, che la fisica ricorra a nozioni che i matematici hanno già pensato solo perché pensabili, lo riassicura sull'importanza della stessa matematica. La causa scatenante dell'opera di Buraliforti e Boggio sembra essere un articolo di Carlo Somigliana, altro nome illustre della fisica matematica italiana, sur les fondements de la relativité, apparso su Scientia, la rivista di Enrico Est, come abbiamo detto, anche di Eugenio Rignano e Paolo Bonetti, e aveva provocato le ire di Benedetto Croce e Giovanni Gentile per furto di filosofia, cito, 1923. Pare dunque che Somigliana fosse convinto, e lo abbia scritto in una nota dei rendiconti di Lincei, 1922, che, lo cito, alla spiegazione relativista di un fenomeno noi possiamo associarne un'altra, newtoniana, di uguale valore. Le basi della teoria della relatività sono ben poco sicure, fino a citazione. Come queste premesse, Burali e Boggio s'appoggiano all'illustre Augusto Muri, che nelle sue lezioni di clinica medica del 1906 scriveva: c'è una quantità di gente la quale gode nel credere l'incredibile, anzi si sente felice solo quando non riesce a capire nulla di quello che crede. Citazione. Il loro saggio, che da lui prende le mosse, è però di tale oscurità tecnica da far dubitare del seno degli autori. La filiazione con il grande Giuseppe Peano sembra avere un ruolo decisivo. Burali e Boggio, come se il loro obiettivo fossero le definizioni costitutive di un linguaggio formale, sin dalle prime pagine, e ce ne saranno 250, dense di notazioni ormai desuete nonché assai pesanti, puntualizzano e sviscerano nozioni di cui difficilmente si intuisce la rilevanza per l'obiettivo proposto: smascare l'assurdità logica della relatività. Bisognerà studiare intensamente per 212 pagine il calcolo assoluto delle omografie generali negli spazi a n dimensioni, che serve loro per eliminare gli elementi dell'ordinario calcolo differenziale assoluto, coordinate, covarianza e contravarianza, di cui dimostrano la completa inutilità, simboli di Riemann, di Christoffel, eccetera, prima di arrivare a un capitolo 5, critique de la relativité. La critica è detta deliberatamente e correttamente matematica, essendo già stata data una critica fisica nella prefazione, secondo le idee di Somigliana, e non intendendo darne una critica filosofica. Burali e Boggio non dubitarono nemmeno per un istante che tutto questo potesse rivoltarsi in qualche futuro non lontano contro quella che sarebbe apparsa ben presto pedanteria pura. Tornando a Castelnuovo, mi fermerò prima per la data del 1911 e poi l'iniziativa. Ed eliminare i sistemi di riferimento assoluto a favore delle soluzioni di Lorentz e Einstein. Lo cito. Così, primo Enriquez, limitatamente alle leggi della statica, poco di Paul Giorgi, con tutta generalità, sono pervenuti ad eliminare l'assoluto, dando ai postulati meccanici forma non meno semplice dell'ordinaria. Codesto è evidente riformismo, ma c'è anche in meccanica la tendenza rivoluzionaria, tale apparisce agli ortodossi seguaci di Newton e di Lagrange, quella che, in nome del principio di relatività Lorentz-Einstein,
è condotta a fondere i concetti di spazio e di tempo e a negare l'invariabilità della massa. Si renderebbe in conseguenza necessaria una ricostruzione ab imis di tutta la filosofia naturale. Altro andiamo qua a giudicare. Basta intanto riconoscere l'importanza dell'attuale movimento relativista e l'influsso innovatore che esso va suscitando. Già entrati nel dominio della storia sono invece i risultati positivi da cui scorse il principio, cioè, con sintesi espressiva, l'opera compiuta da Lorentz fra il 1895 e il 1904 nel campo dei fenomeni magnetoelettrici e luminosi. Fine di citazione. Tullio Levi cita in questo testo importante che si chiama Estensione e evoluzione della fisica matematica, che è stato pubblicato sugli atti della Società Italiana per il Progresso della Scienza nell'ottobre del 1911. Aggiunge Levi Civita, lo cito: il Lorentz ideò, dopo il risultato negativo dell'esperienza di Michelson-Morley, una spiegazione ingegnosa introducendo la nozione di tempo locale e quella sua famosa contrazione che, per essere piccolissima, accomodava la difficoltà senza disturbare negli altri casi. Cioè aveva tutta l'aria di uno sgambetto di genio, ma sempre coup de pouce, come ebbe a qualificarlo Poincaré. È bastato però che Einstein spostasse alquanto l'interpretazione verbale dell'artificio una concezione filosofica profonda. Il principio di relatività, intrinsecamente inattaccabile, per quanto metta a soqquadro le nostre abituali intuizioni. Bussureggianti sviluppi del principio si devono a Minkowski e a Sommerfeld, che ebbero in Marco Longo un precursore sagace. Citazione. Ricordo che Levi Civita era in contatto diretto con Einstein, che le scrive da Lucerna il 2 agosto 1917: ho trovato i suoi bei lavori, nuovi lavori, e li ho subito portati con me per studiarli qui con tranquillità. Ammiro il suo metodo di calcolo. Deve essere bello cavalcare sul cavallo della vera matematica attraverso questi campi, mentre uno come me deve accontentarsi di procedere a piedi. Ora vorrei insistere sull'originalità del primo testo del Castelnuovo, dedicato ad Einstein, e più specificamente al contesto matematico che domina chiaramente la sua analisi. Nel periodo 1909-1911 Castelnuovo pubblica sulla relatività speciale, ma è più interessato alla geometria dello spazio-tempo minkowskiano, che ha le radici elettrodinamiche della teoria relativistica e ai suoi fondamenti. Sulla rivista Scientia dell'amico Enriquez rende conto delle concezioni di Minkowski, seguendo da vicino la progressione tematica della conferenza del matematico di Göttingen, cosiddetta Conferenza di Colonia, intitolata Raum und Zeit, pronunciato nel 1908. Questa conferenza è una descrizione delle origini del principio di relatività, compresa come un'espansione dei confini disciplinari della matematica, in relazione con l'aumento folgorante del numero di articoli dedicati alla teoria della relatività a partire dal 1909. Una conseguenza della descrizione minkowskiana delle origini del principio di relatività fu di fissare l'attenzione dei teoretici sul ruolo della matematica nella costruzione delle teorie fisiche. La riuscita della sua teoria dello spazio-tempo non era dovuta unicamente alla sua descrizione del principio e alle sue rivendicazioni di priorità di fronte alle teorie di Lorentz e Einstein. Certi elementi della teoria minkowskiana piacevano tanto ai fisici quanto ai matematici. E, come lo notava anche Levi Civita, l'accettazione da parte dei fisici teoretici della teoria dello spazio-tempo era dovuta soprattutto a Arnold Sommerfeld, e ne diede una forma vettoriale. Da dove Minkowski chiamava i matematici allo studio della sua teoria in virtù della sua essenza matematica, Sommerfeld incoraggiava i lettori
delle Annalen der Physik, ad adottare questa teoria sulla base della semplicità tecnica. Il suo articolo consegnava la teoria di Minkowski in una forma più familiare ai fisici, sostituava la notazione vettoriale a 4 dimensioni al calcolo matriciale di Cayley. Altre formulazioni di questo tipo furono pubblicate da Max Abraham e da Gilbert Newton Lewis nel 1910. Nel suo articolo Castelnuovo espone la differenza tra le cinematiche newtoniana e relativista, attribuendo quest'ultima ad Einstein piuttosto che a Minkowski. Là dove Minkowski diceva che Einstein non aveva modificato la nozione di spazio, Castelnuovo scriveva, lo cito, affermare che la velocità della luce vale sempre 1, qualunque sia l'osservatore, equivale ad asserire che il cambiamento nell'asse del tempo porta pure un cambiamento nell'asse dello spazio. Cito l'articolo del 1911. Castelnuovo respinge la possibilità di un'interpretazione come quella avanzata da Minkowski di fronte alla cinematica di Einstein, secondo la quale una rotazione dell'asse temporale non implicherebbe una rotazione dell'asse spaziale. In altri termini, secondo Castelnuovo, nella teoria di Einstein l'asse temporale e quello spaziale dovrebbero girare insieme. Dopo aver corretto in questo modo il ragionamento di Minkowski, Castelnuovo avrebbe potuto constatare l'equivalenza delle teorie di Einstein e Minkowski, ma non l'ha fatto. Si è piuttosto accontentato di riprendere una delle pretese metateoretiche di Minkowski e ricordava che la cinematica di Einstein era caratterizzata dal fatto che una rotazione dell'asse temporale si accompagnava sempre della rotazione degli assi spaziali. Ma la differenza tra le due era difficile da evidenziare. Lo cito, sempre l'articolo del 1911, il cambiamento, a dir vero, sarebbe solo percepito dal demone di Minkowski, ma di qualche differenza nelle particolarità dei fenomeni dovremmo accorgerci noi pure, quando i nostri sensi fossero abbastanza delicati. Una citazione. L'artificio del demone, che ricorda quello di Maxwell, fu attribuita a Minkowski da Castelnuovo. Secondo lui, Minkowski, lo cito, immagina uno spirito superiore al nostro, il quale concepiva il tempo come una quarta dimensione dello spazio e possa seguire l'eroe di un noto romanzo di Wells nel suo viaggio meraviglioso attraverso i secoli. Malgrado il suo rifiuto del fondamento delle rivendicazioni di priorità da parte di Minkowski, Castelnuovo riconosceva contemporaneamente l'utilità dell'intervento di Minkowski e la modificazione con Einstein del concetto di spazio. Il riconoscimento della rotazione degli assi dello spazio con la rotazione dell'asse del tempo, sia 1. L'adozione dal punto di vista di Minkowski, sia 2. I risultati della fisica sperimentale. Ora si trattava di una parafrasi di Minkowski che ammetteva che il principio di relatività si era stabilito sul risultato della fisica sperimentale, ma che suggeriva che i matematici l'avrebbero potuto stabilire indipendentemente dall'esperienza di Michelson. Per Castelnuovo sembra che il rifiuto della rivendicazione teoretica di Minkowski sul concetto di spazio andava di pari passo con l'accordo sull'essenza matematica del principio di relatività. Da notare infine, a proposito del famoso diagramma di Minkowski, che questo diagramma è apparso anteriormente a Minkowski in un volume di Vito Volterra che l'attribuì ad una conferenza di Castelnuovo fatta a Roma. Quindi a Vito Volterra, Lectures delivered at the celebration of the 20th anniversary of the foundation of Clark University, e è stato pubblicato nel 1912. Ora, passando agli anni 20, bisogna insistere su avvenimenti importantissimi per la storia della relatività, eventi che inquadrano l'edizione del libro di Castelnuovo del 23. Durante questo periodo, Castelnuovo ha promosso una serie di lezioni tenute dalle Civita e Marco Longo per il seminario di matematica presso l'Università di Roma col sostegno di Vito Volterra. Queste letture della primavera 1919 hanno preparato gli italiani
per l'annuncio del mese di novembre successivo riguardante i risultati positivi delle spedizioni dell'ex Lisse alla Royal Society. E l'Edici Vita presentò in data dell'8 marzo un articolo che doveva rivelarsi molto influente in francese, in l'enseignement mathématique 1920 e in spagnolo anche nel 1920, articolo intitolato "Come potrebbe un conservatore giungere alla soglia della nuova meccanica?". Questo articolo semi-divulgativo tenta di convincere quelli familiari con i metodi tradizionali della meccanica classica che è un desiderio legittimo di ricercare una sintesi concettuale e di generalizzare a partire da formule classiche ben stabilite della meccanica hamiltoniana per ottenere una matematica molto più semplice per la teoria della gravitazione di Einstein. La matematica può essere stata relativamente semplice, ma l'articolo era scientificamente e filosoficamente molto profondo, in questo senso che costruiva un ponte tra la teoria gravitazionale di Einstein e la meccanica classica, piuttosto che insistere sul divario tra di loro. Ma l'Edici Vita riprende l'idea che gli era tanto cara già nel 1911. Lo cito: "In politica non sono molti quelli che amano chiamarsi puramente e semplicemente conservatori, perché conservatore si prende spesso quale sinonimo di misoneista. Questo pericolo non c'è evidentemente in scienza. Nessun ricercatore può essere misoneista, ma molti cultori di scienza possono, direi quasi devono, essere conservatori per la stessa loro missione di custodire con gelosa cura un certo patrimonio intellettuale ben consolidato e di vagliare con severo spirito critico ciò che importa variazione o alienazione del patrimonio stesso. Sotto questo punto di vista posso ben onorarmi di parlare dinanzi a numerosi conservatori e sarò doverosamente circospetto nel cercare di orientarne il pensiero verso la nuova meccanica, senza destare diffidenze con improvvise demolizioni. Mi propongo di mostrare, attraverso un paio di formule classiche, semplici e compendiose, come un legittimo desiderio di generalizzazione formale, da un lato, e di sintesi concettuale dall'altro, renda plausibili alcune modificazioni di regi generali, quantitativamente lievissime, speculativamente grandiose, che hanno ricevuto in questi ultimi anni un assetto sistematico per opera di Einstein. Fine citazione. Si ritrova in Come potrebbe un conservatore giungere alla soglia della nuova meccanica, 8 marzo 1919, ciò che sarà la prudenza degli italiani di fronte all'opera di Einstein. È quasi un modello. Quando i sostenitori della relatività usano metafore politiche, usano il termine conservatore e non il linguaggio della rivoluzione. L'Edici Vita e i suoi studenti, Attilio Palatini, in La teoria della relatività nel suo sviluppo storico, sempre Scientia, 1919, Roberto Marcolongo, nei suoi 2 articoli La teoria della relatività in senso stretto e i fondamenti analitici della teoria generale della relatività e le equazioni del campo gravitazionale, nei rendiconti del seminario matematico dell'Università di Roma, 1918-19, nel suo libro Relatività, Messina, 1921, di nuovo negli articoli Uno sguardo sintetico alla teoria speciale generale della relatività, in esercitazioni matematiche, 1922, e la relatività ristretta, parte prima e seconda di Scientia, nel 1924. Luigi Donati, Introduzione alla teoria della relatività, assunto della comunicazione, tenuto il 8 dicembre 1921, pubblicato su Elettrotecnica 1922. La relatività generale, anche assunto di una lezione tenuta a Bologna nel 1922. I geometri Guidi Fubini sul valore della teoria di Einstein,
sempre su Scienza 1924, Gino Fano, Vedute matematiche su fenomeni e leggi naturali, del 6 novembre 1922. Tutti i praticanti e promotori della relatività, nei loro lavori personali, nel loro insegnamento e nei loro articoli divulgativi, tutti insistono sulla continuità col passato, evoluzione piuttosto che rivoluzione. Castelnuovo compreso. Tra gli scienziati, solo Federico Enriquez sembra usare il termine rivoluzione. La relatività era una generalizzazione della meccanica newtoniana, una migliore approssimazione della verità, più vera della meccanica classica, unificando fisica e geometria. Ricordo brevemente che Einstein fu invitato in Italia da Enriquez nel gennaio 1921, dove farà le sue conferenze a Bologna, 22, 23, 26 ottobre, e a Padova, il 27, dove incontra Gregorio Ricci Curbastro, data del 23 l'offerta di venire a insegnare in Italia. Siamo in pieno nell'anno in cui esce il libro di Castelnuovo. Da notare che contemporaneamente all'invito di Einstein in Italia, la relatività sta per diventare una teoria culturale. Col libro di Adriano Tilger, intitolato Relativisti contemporanei, apparso qualche giorno dopo la visita di fine ottobre di Einstein. Tilger introduce Einstein in questo modo, dei diversi modi. Con Hans Weininger, autore della filosofia del come se, con Oswald Spengler, autore del tramonto dell'Occidente, Albert Einstein, fisico e matematico, sta terzo duce del formidabile assalto relativista che, irraggiando dalla Germania in tutto il mondo civile, tende a rinnovellare le basi stesse del nostro sapere e che, senza dubbio, è il maggiore avvenimento culturale del dopoguerra, di tanto maggiore degli altri due, quanto maggiore per audacia e novità di idea e potenza di sintesi è l'opera sua genialissima, quanto più grande per intensità e vastità di effetti è lo scompiglio da essa gettato tra i difensori delle vecchie posizioni. È stato pubblicato a Roma, Libreria di Scienze e Lettere, quarta edizione, 1923, pagina 37. 4 edizioni nello stesso anno, è stato un bestseller. L'intuizione attivistica del mondo e della vita, alla quale corrisponde il mobilismo universale, rappresentato dall'essenza stessa della relatività einsteiniana, Tilger connette la visione gentiliana dell'attualismo o filosofia dell'atto. Lo cito: la verità non è più in un'immaginaria equazione dello spirito con ciò che è fuori di lui, e che, se è fuori di lui, non si vede in che modo potrebbe toccarlo ed esserne appreso. Essa è nell'atto stesso del pensiero che pensa. Da notare che il Tilger ricorda spesso la figura di Castelnuovo, unico italiano che viene menzionato esplicitamente nella sua ultima lezione universitaria, tra quelli riteneva di dovere un grazie per avergli consentito di esporre le sue idee nelle sedi più qualificate, pur non condividendolo. Interessante anche la sua contestualizzazione della teoria della relatività. Cito: nel campo delle scienze fisico-matematiche, la teoria della relatività corrisponde a quello che in filosofia è il pragmatismo, in economia il capitalismo dei trust o altrimenti associati, in politica l'imperialismo, in arte il titanismo, l'energetismo o, come io preferisco dire, riferendomi
all'artista che di quello stato d'anima ha dato forse l'espressione più pura, si tratta di Michele de Unamuno, al ciciotismo. Di lì la connessione con l'intuizione attivistica del mondo e della vita e quindi col fascismo. Cito: il fascismo non è che l'assoluto attivismo trapiantato nel terreno della politica, nel solco delle grandi filosofie, relativismo e fascismo. Il Popolo d'Italia, 22 novembre 1921. Benito Mussolini, lettore di Tilger, scriveva, cito Mussolini: la definizione è esattissima. Con questa affermazione Tilger immette il fascismo nel solco delle più grandi filosofie contemporanee, quella della relatività. Se il Tilger avesse seguito da vicino, quotidianamente, l'opera del fascismo, dico senza immodestia, egli mi avrebbe collocato fra i relativisti, se non teoretici, almeno pratici. Il fascismo, questo è importante, il fascismo è stato un movimento super relativista, perché non ha mai cercato di dare una veste definitiva, programmatica ai suoi complessi e potenti stati d'animo, ma ha proceduto per intuizioni frammentarie. Se per relativismo deve intendersi la fine dello scientificismo, il tramonto del mito scienza, tra virgolette con S maiuscola, intesa come scopritrice di verità assolute, se per relativismo deve intendersi il dispregio delle categorie fisse, per gli uomini che si credono i portatori di una verità obiettiva immortale, per gli statici che si adagiano, invece che tormentarsi e rinnovelarsi incessantemente, per quelli che si vantano di essere sempre uguali a se stessi, niente è più relativistico della mentalità e dell'attività fascista. Una citazione. Nello stesso momento è pubblicato un testo attaccando apparentemente la posizione del Duce, testo intitolato Relativismo e politica, apparso nel gennaio 1922 nel primo numero di Gerarchia, supplemento al mensile Il Popolo d'Italia. L'autore non è altro che il pittore e scrittore Ardengo Soffici, e dichiara che la dottrina della relatività è stata fondata da un gruppo di tedeschi e di ebrei o ebrei tedeschi con Einstein in testa. È un complotto, cito, è un complotto germano-ebreo premeditato contro la nostra intelligenza. Soffici dichiara che nessuna dottrina che nega il concetto di verità può servire come fondamento per l'azione politica. Può solo condurre all'anarchia, al bolscevismo e al caos. Di più, la relatività dello spazio e del tempo non ha senso per una psiche italiana, intuitiva com'è. La relatività è quindi incompatibile col fascismo. Per essere completo bisogna aggiungere l'articolo del gentiliano Ugo Spirito, le interpretazioni idealistiche delle teorie di Einstein e le integrazioni, tra virgolette, idealistiche delle teorie di Einstein, pubblicate sul giornale critico della filosofia italiana nel 1921. Ricordo che il giornale critico era diretto dal Gentile. Infine citiamo il pluralista Antonio Agliota, Relativismo e idealismo, pubblicato a Napoli nel 1922, sempre le stesse date, e la teoria di Einstein e le mutevoli prospettive del mondo, Palermo, 1921. Notiamo come Enrico Fermi si situa di mezzo a questa offensiva relativistica, tra virgolette. Lo cito. Io sto facendo il conferenziere, il relativista, il fisico. Nella prima attività, come avrai saputo, non mi sono ancora sporcato la coscienza con nessun omicidio. I filosofi se la sono molto presa con me, perché dato che, citazione, le basi della teoria della relatività, oltre che fisiche, sono anche logiche, sarebbe bene metterci un po' al corrente con i risultati che questa logica ha raggiunto. Quindi citazione, sono parole testuali, dice
dice appunto Fermi, ma wir frigiert sich darum, finché non picchiano, non mi fanno paura, non ho ancora deciso definitivamente se far stampare o meno su Scientia la conferenza sulla relatività, perché ho un po' di paura che i filosofi insorgano inferociti e che mi trascinino in una polemica piuttosto stupida. Basta, vedremo. E Enrico Fermi a Persico il 25 gennaio 1922. Due parole per chiudere, per finire, sul volume del 23 di Castelnuovo, Spazio e tempo secondo le vedute di Albert Einstein. Uno, questo volume, anche nella ristampa dell'81 da Bernardini, con la prefazione di Bernardini, è introvabile, l'ho detto, nelle biblioteche francesi, come è introvabile in quella della Normale di Pisa. Due, Castelnuovo non è mai nominato nel libro canonico di Abraham Pais, Subtle is the World, The Science and the Life of Albert Einstein, pubblicato nell'82. 3. Non compare nelle œuvres choisies di Einstein dirette da François Balibar a Parigi nel 1993. 4. Infine, non è mai citato negli Einstein Studies di Boston dirette da John Thatcher, di cui diversi volumi sono dedicati alla ricezione della relatività all'estero. Castelnuovo presenta il volume in questi termini, lo cito. Pareva negli anni precedenti la Grande Guerra che le preoccupazioni materiali avessero assopito l'attrattiva delle ricerche astratte e che alle applicazioni si volgessero ormai i più fervidi ingegni. Di fronte a costoro, pochi spiriti assetati di alti ideali si ritraevano dalla scienza che non dava risposta ai loro dubbi per abbandonarsi alle mistiche contemplazioni. In questa crisi del pensiero scientifico è sorto il genio di Albert Einstein, il quale, con audacia che ci riempie di ammirazione, ha affrontato i maggiori problemi dell'universo. Le correlazioni che gli ha saputo portare alla teoria della gravitazione, l'opera più perfetta della scienza moderna, la previsione confermata dalle osservazioni di fenomeni astronomici delicatissimi bastarono a scuotere l'indifferenza verso gli studi puri. Scuotere l'indifferenza verso gli studi puri. E noi che per gli studi puri viviamo, avremo il conforto di riconoscere che le grandi verità scientifiche, anche le più astratte, esercitano sempre un fascino potente sullo spirito umano. Ho pensato che non fosse superfluo questo libretto, ove ho esposto con maggiore ampiezza il soggetto di due conferenze da me tenute all'Associazione Elettrotecnica, sezione di Roma, e all'Associazione per l'Alta Cultura di Milano. Nel quale opuscolo ho limitato il mio esame ai due punti che a me sembrano più fondamentali nella concezione di Einstein: la nozione di tempo relativo e quello di campo gravitazionale. Ho cercato di illuminare l'argomento sotto l'aspetto fisico e matematico, evitando però gli sviluppi formali che della matematica costituiscono sì lo sviluppo tecnico indispensabile per risolvere i problemi, ma non sempre il mezzo più adatto per chiarire i concetti. È importante la frase. Ma non sempre il mezzo più adatto per chiarire i concetti. Io spero che alla fine di questo libro il lettore sarà in grado di gustare la bellezza dell'edificio maestoso elevato da Albert Einstein. L'edificio potrà forse essere ritoccato in avvenire, ma resterà sempre una delle creazioni più grandiose dell'ingegno umano. Senza dubbio questo libro è il più preciso e il più completo trattato scritto in lingua italiana del periodo. Rimane un vero exploit di alta divulgazione e deve molto alle concezioni didattiche dell'autore. Tutti i punti chiavi della teoria sono spiegati in una visione sintetica e principiale. La posizione filosofica di Castelnuovo
si legge in conclusione del volume. Nel capitolo intitolato Valore della nuova teoria, l'autore procede sinteticamente in 8 fasi. La prima è quale importanza si deve attribuire alle conferme sperimentali. Ci sono scettici, cultori di scienze sperimentali o di osservazione. Per loro, cito, solo il moltiplicarsi delle conferme basterebbe a scuotere il loro scetticismo, mentre la smentite a qualche previsione della teoria dovrebbe, secondo essi, determinare il crollo definitivo della costruzione relativistica. Punto importante, Castelnuovo, che si augura una collaborazione crescente tra astronomi e fisici, della verifica e richiama qualche prudenza, svela la sua posizione epistemologica profonda, lo cito, ma non conviene, d'altra parte, esagerare il valore di prove, sia favorevoli sia contrarie. Un secolo fa si voleva affermare che una sola smentita offerta dai fatti bastasse a distruggere una teoria. Oggi la moderna critica scientifica ci impone una maggiore cautela. Qui il bersaglio è la concezione positivistica tipica, di citazione. Qui il bersaglio è la concezione positivistica tipica del XIX secolo, la predominanza dei fatti che Castelnuovo sostituisce con la critica scientifica cara all'amico filosofo Enriquez. Nella terza fase Castelnuovo discute la dimensione formale, quasi assiomatica della teoria. Cito, ogni teoria scientifica è fondata sopra numerose ipotesi di cui solo alcune vengono esplicitamente enunciate e discusse. Citazione. Notando che si usano anche ipotesi supplementari o aggiunte, riguardanti l'uso degli strumenti o le correzioni da introdursi nei risultati brutti per trasformarli in risultati scientifici, Castelnuovo scrive: un'eventuale discordia tra teoria e osservazione trovarsi d'accordo con le osservazioni. E la scelta tra questi modi può dipendere da ragioni non strettamente scientifiche. In quarta fase Castelnuovo insiste sulla dimensione unitaria, principale e sintetica della teoria. Lo cito. La teoria è tanto più solida quanto più numerosi sono i fatti che essa spiega riconducendoli senza artifici a pochi principi, quanto più notevoli sono i fatti nuovi che essa prevede, i fenomeni o le leggi che essa riesce a collegare in una unica veduta. Ora, sotto questo aspetto, poche teorie possono competere con la concezione di Einstein. Viene citazione. Nella quinta fase Castelnuovo dichiara apertamente il carattere rivoluzionario della teoria della relatività. Lo cito. Abbiamo già detto che le leggi della meccanica e dell'elettromagnetismo, anzi dell'intera fisica, sono invarianti di fronte ad uno stesso tipo di trasformazioni fondamentali per la relatività, ciò che non aveva luogo nella scienza classica, a parte una certa rottura epistemologica. In una sesta fase insiste sul carattere universale, sull'eredità riemanniana e sulla dimensione fisico-matematica della teoria. Lo cito. Abbiamo visto che la gravitazione e l'inerzia costituiscono un'unica proprietà universale. Fisica e geometria, F maiuscola, G maiuscola, tendono a riunirsi. Nelle indagini sui fondamenti di queste scienze non si può fare astrazione dall'altra, come aveva affermato 70 anni or sono la mente profetica di Riemann.
Nella fase settima, Castelnuovo parla di altre sintesi da mettere sul conto della relatività. Lo cito: la massa e l'energia costituiscono un solo ente. L'energia della luce è pesante e ciò spiega sotto un nuovo aspetto perché la luce è deviata da un campo gravitazionale. Massa e energia dipendono nello stesso modo della velocità di cui sono animate rispetto all'osservatore e la misura. Le leggi della conservazione della massa e della conservazione dell'energia si fondano insieme e entrambe si uniscono in un solo enunciato per il principio della conservazione delle quantità di moto. Ultima fase, Castelnuovo si richiama della ragione storica, lì si fa il collegamento con l'amico Enriquez, lo cito, la quale ci induce ad accogliere con fiducia la teoria della relatività, cioè la dimensione storica. L'argomento mostra che la scienza cerca di estendere ogni giorno il suo dominio sopra una regione più vasta dell'universo, dall'uomo primitivo ridotto alla sua tribù, passando attraverso l'antropomorfismo dell'antichità fino all'estensione universalizzante di Copernico. Lo cito. Ora è appunto nella stessa direzione che procede la teoria di Einstein. Essa ferisce le ultime vestigia antropomorfiche che ci restano. Finora un unico orologio batteva il tempo a tutto l'universo. Einstein ci dimostra che ad ogni corpo vagante nel cielo spetta un tempo proprio. Di più, con la relatività generale sparisce il privilegio dei sistemi galileiani. Signori citazione, tale è l'ultimo argomento filosofico di Castelnuovo, in sintonia con quello sviluppato dall'amico Enriquez. Aggiunge poi in conclusione un giudizio assiologico e universalizzante, lo cito. Ma pur chi voglia rinunciare a fare previsioni, deve riconoscere che per la grandiosità delle idee a cui le nuove vedute si ispirano, per il movimento intellettuale che da esse ha avuto origine, la teoria della relatività costituisce una delle maggiori tappe della storia del pensiero umano. Così Castelnuovo ha dato all'Italia uno dei libri più belli dedicati alla relatività. Grazie.